Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Oggi video particolare, oggi andiamo a mostrare il bottino di Monza. Per il mio addio al celibato. Siamo andati a Monza nei due negozi di Retro Gaming Second Life, che sono due negozi incredibili, sinceramente, hanno di tutto. Ho rischiato veramente la povertà completa. Mi sono trattenuto, ma comunque ho speso tanto, cioè nel senso, una bella cifra, ma ho portato a casa un pezzo soprattutto fondamentale. Diciamo, lo cercavo da tanto in condizioni buone, anzi ottime secondo me. E niente, quindi sono felicissimo, gasatissimo. Intanto che ho passato 2 giorni splendidi con i miei amici, ci siamo rilassati, abbiamo cazzeggiato, vaneggiato come ai vecchi tempi. Ho shoppingato, quindi quando il cume shoppa si gode tanto. E niente, insomma, è stato tutto meraviglioso. Ne ho approfittato, visto che non posso andare certamente tutti i giorni a Monza, anche perché non ho la patente, quindi da buon veneziano mi è impossibile. Mi sono portato a casa un po' di robina interessante, quindi partiamo a bomba con il primo colpo di mercato. Anche questo lo cercavo da un pochino, sono riuscito a trovarlo. Datemi un secondo e arrivo. Eccoci qua, perché ho tutta la roba messa, diciamo, un po' sparsa per la stanza. Qua siamo appunto nella stanza retro, quindi si unboxa qua. One moment, please. Eccoci qua, primo colpo di mercato. Comunque biglietti Monza è la scatola meme dell'evento. Cuscinotto PlayStation. Questo lo uso proprio per giocare, me lo piazzo sotto. E così da star più comodo, ma veramente una figata, di un'atrocità quasi indegna, sinceramente. Molto molto carino. Eccolo qua. Andiamo avanti con una Collector's Edition. Presa veramente a pochissimo. Far Cry 2 è uno dei miei giochi preferiti in assoluto, e chiaramente il Far Cry più bello per me, ovviamente. Non potevo non prenderla, sinceramente. Andiamo a vedere un po' il giochino. Classico making of, e te lo godi. The Heart of Far Cry 2. Mamma mia, che inglese, ragazzi. E qua un poster, insomma. Tutto molto faigo, come si suol dire. Ripeto, non potevo non prendere la collector di Far Cry perché appunto è un gioco che amo in maniera incredibile. Altro pezzo che volevo in collezione, comunque a destra là c'è l'abito del matrimonio, quindi raga siamo proprio in tema celibati, matrimoni, robe varie. Il volante, edizione gold della Wii. Ho il controller, quello di 007, e non poteva mancare nel carniere cumendiano. Questo volante lo volevo troppo e me lo sono pigliato. In condizioni buone, insomma qualche segnetto, ma fotte sega. La bellezza di questo volante è afrodisiaca, onestamente. Questo è il mio modestissimo pensiero. E vai. Poi raga, qua abbiamo un giochino del cavolo della PlayStation 1, però sinceramente non l'avevo mai visto in giro, e soprattutto è un gioco dove in copertina c'è il mio preferito, il mio tennista preferito. Pistol Pete Sampras, Sampras Extreme Tennis. Mai visto, sinceramente. Me lo sono pigliato, non vedo l'ora di provarlo perché sinceramente mi gasa Pistol Pete, la sua celebre posa. Serve and volley. Pistol Pete. E te lo godi. Ragazzi, altri 3 colpi importanti. Sega Mega Drive. 3 giochi che finalmente, che cacchio. James Bond 007 The Duel.
con Timothy Dalton in copertina. Io sapete, sono un appassionato devastante, proprio io amo in maniera devastante proprio 007, sinceramente. Appena l'ho visto, tac, colpo number one. Colpo number two, questo lo cercavo da una vita. Robocop vs Terminator. Mamma mia, cioè questa è proprio iconicità alle stelle. E si gode. E chiudiamo con semplicemente The Terminator. Anche questo lo cerco veramente da una vita, fiori. Cioè, appena l'ho visto, tac, me lo sono pigliato. Anche perché fino adesso come retro gaming, fiera quella di Venezia, la Venice Comics, come cazzo si chiama, insomma, Venezia Comics, e la Games Week a Milano e Verona, che è un negoziato di retro gaming. Finalmente a Monza mi sono pigliato The Terminator. Molto bene. Mi manca di Crazy Taxi, che non lo trovo da nessuna parte in versione PAL per Dreamcast. Questo proprio sembra il gioco impossibile, non lo so. E adesso, ragazzi, abbiamo i 4 colpi. Colpacci come indiani. Anche qua, finalmente. Primo gioco. Questo, cioè, solo la copertina, e ce l'ho per Mega Drive, ma Sega Game Gear. Finalmente, ragazzi. Però cominciamo dai giochi. Questo, vabbè, iconicità allo stato puro. Questo ce l'ho, anche questo, ma cioè, vederlo in copertina così è qualcosa di unico. Poi, insomma, cerco di collezionare tutto. Dove c'è Ayrton c'è il cume, cioè nel senso voglio collezionare tutto del pilota brasiliano, quindi Ayrton Senna, Super Monaco, GP2 e godo. Ciao. E chiudiamo un altro gioco iconico per il cume. Olympic Gold, Barcellona 92. Ciao fiori, cioè proprio non so cosa dire. E adesso, one moment please. Eccoci qua, raga, finalmente. Arriva il Game Gear, Sega Game Gear, mamma mia. Diciamo l'ultima console, proprio quella che, insomma, non so, più che altro, come ho spiegato ai ragazzi di Second Life, ho sempre ricevuto dei pareri contrastanti, i condensatori, non esistono, diciamo, console affidabili, sono tutte mezze rotte, quindi ho detto, boh, a questo punto, visto che comunque online, cioè, nel senso su eBay, così, i prezzi sono importanti, ho detto, boh, vado a rischiare, se lo trovo in negozio con delle garanzie bene, se no, fanculo. L'ho beccato, a un prezzo secondo me buono, in condizioni estetiche eccezionali, secondo me, per l'epoca. Purtroppo non c'è la scatola, ma fiori, con la scatola, silenzio, cioè nel senso, tutto il budget speso solo per quella, perché, cioè veramente prezzi devastanti, per carità, ci sta, con console rare, tutto quanto, però, come sempre, dopo magari mi becco la scatola a parte, come ho fatto tante altre volte con tante altre console. Vabbè, comunque fiori, Sega Game Gear, accensione. E andiamo a godere. Scusate raga, come sempre sono in una posizione schifosa per registrare, quindi mi scuso per commenti poco intelligenti o dal significato barra senso discutibile. Ma ci siamo. Comunque vorrei fare un video proprio solo per questa console, così mostro bene tutti e 3 i giochi. Devo prendere anche l'alimentatore, quello sono più tranquillo, ma raga, però sono sicuro che Maribo. Possiamo andare? Ok, stage 1, route 1. Cioè, ma guarda la bellezza, c'è la Sega, è la mia casa preferita. Cioè, non avevo mai giocato, voglio precisare questa cosa. Ce l'ho per la prima volta in mano adesso. No? Bravissimo, un cubo degno di nota. Ma guardate la grafica per l'epoca, raga. No, ma sono un pirlotto, però
No, ma... Poi... Grande Kuma. Dopo 5 anni ce l'ho fatto. Guardate che bello. No, vabbè. Gasante, gasante, signori. Sto morendo malissimo, ma... Raga, questo è il bottino. Second Life, Retro Game. Monza. Addio al celibato come dire. Tutti vanno a zoccole, tra virgolette, in senso buono. Io mi compro giochini retro e console, cioè. Questa è la situazione, raga. No. Buono, raga. Un saluto alle commendazioni veneziane. Anzi, prima una panoramica completa. Raga, panoramica completa. Eccoci qua. Sono strafelice. Grandi acquisti per il Cume. Raga, alla prossima. Ciao!